Come si va avanti, Johan? Un passo alla volta, ogni giorno, diciamo un po', perché tante volte arrivo a casa, sì, è vuota anche la casa. È vuota perché sono rimaste le foto, le sue cose, ma lei non c'è più. Non lo senti, non senti la sua voce, era sempre solare, aveva sempre discutere qualche cosa con lei quando era. Adesso non c'è più. Ha attaccato con cura le foto della figlia Patrizia e degli amici Bianca e Christian, papà Johan, sistemando fiori e candele. Sullo sfondo, il natisone limpido e placido non sembra minimamente quello che esattamente un anno fa ha travolto e ucciso i 3 ragazzi. Il dolore, invece, è lo stesso, anzi più forte che mai, e si mescola alla rabbia di 2 genitori che non trovano pace. E questo è un posto maledetto. Per me qua non dovrebbe stare persone anche adesso sulla spiaggia. Per me non dovrebbero. E lo ripeterò finché avrò vita, non dovrebbe. Questo posto dovrebbe essere chiuso, visto che tutti sanno quanto è pericoloso e nessuno non ha fatto niente e continua a non fare niente. Cioè, sento oggi che mia figlia e i suoi amici sono morti in vano, non ha servito a niente. Cioè, non ha servito a mettere altri cartelli, pericolo di piena, chiudere questo, cioè non ha servito a niente. Cioè, è straziante, è un anno senza di lei che ci ha tolto la vita pure a noi. Cioè, noi siamo morti con lei, viviamo solo che respiriamo e basta. C'è qualcosa che ti ha dato tanto fastidio in questo anno? Boh, sai, tutti i commenti gratuiti che chi non ci conosce, non conosceva i ragazzi, dicono la loro. A me mi fa più male perché tutti dicono che loro non dovevano essere là, che loro sono venuti non su un fiume, loro sono venuti a Premariacco Beach. Cioè, se c'è la ricerca su Google di mia figlia è Premariacco Beach, non fiume Premariacco. Quindi loro non sapevano che è un fiume, non sono andate dall'altra parte dove il fiume è pericoloso. Quindi è questo che succede, che è sempre colpa del morto. Ce n'è anche gente che critica, ma tanta gente sì, che capisce anche il nostro dolore, perché è grande, è immenso, e dobbiamo portarlo da adesso in poi ogni giorno per tutta la vita.